Va ora in onda la rassegna stampa. Ma quanti miau che facciamo quest'oggi, signori. Miau Mercosur, miau Groenlandia, miau a tutti i migranti che arrivano qua in Italia per fare affari. Già, parleremo anche di questo, signori, e gli affari li fanno naturalmente illecitamente, signore e signori. Miau, buongiorno! Ma che giorno fantastico è questo! Bel freschetto al nord, si prevede addirittura neve, noi siamo più contenti che mai. Ha messo lo spazzaneve, Simone, buongiorno, alla sua moto, ottimo, non si sa mai, soprattutto noi che viviamo la notte. Come state, signori? Bene, male? Spero bene, ma anche se non state benissimo, tranquilli, c'è Sammy Varin. Anche oggi c'è Sammy Varin, oggi vestito, guardate, mi alzo, gelati, caramelle, bomba, sono vestito da gelataio e mi amo, devo dire, perché vi offrirò molti gelati con sto freddo. In effetti ci meglio un bel tè caldo, una cioccolata calda, no, tanti gelatini freschi, perché la mia rassegna stampa sarà molto scoppiettante anche quest'oggi. Ho fatto fatica, devo dirvelo, perché è un po' noiosa, la menano tutti ancora su sta Groenlandia, e avete capito forse, perché vi siete guardati qualche telegiornale, che era tutto un bluff, Quante pagine buttate nel cesso sui giornali in questi giorni. Meno male che noi non le abbiamo lette. Il buongiorno si sente dal Varin, certo. Iniziate subito a segnarvi il numero per i vostri WhatsApp, perché questa è una rassegna stampa molto atipica, atipicissima. Diciamo che non è una rassegna stampa, è una chiacchierata sulle migliori notizie del giorno, secondo Sammy Varin, che ben conosce chi ha scelto di ascoltare Radio Libertà scaricando l'applicazione sul proprio cellulare, andando sul sito radiolibertà.net o su Facebook, su YouTube. Ricordiamo gli amici di Facebook della pagina Lega Salvini Premier, più di 1 milione di follower, e ogni mattina migliaia e migliaia di persone che ascoltano la mia rassegna stampa. Che storie, grazie, soprattutto a quelli che viaggiano in auto e che a quest'ora posizionano la loro radio sulla banda DAB, dove oltre a tante radio tematiche che trasmettono la musica più disparata, ce n'è una che parla, e siamo noi. Radio Libertà, che si ascolta in tutta Italia nella banda DAB, Digital Radio della vostra autoradio, e anche sulle radio portatili comuni, senza utilizzare internet, ve lo ricordo, no gigabyte, perché sono onde picciu elettromagnetiche che svolazzano, capito? La vecchia radio è diventata digitale. È una banda ancora poco conosciuta, è il caso magari che spargiate la voce. Non c'è più solo l'FM, c'è anche la banda DAB. Intanto, ricordando il 340 6709 659, appunto, numero di WhatsApp che potete già infestare di messaggi, anche audio se volete, a quest'ora del mattino. Il Sammy Varin si tuffa sui giornali per dirvi il grande bluff dei giornali di questi giorni, e non ci siamo cascati, perché qui trasmettiamo quello che gli altri non trasmettono. Eccolo qua oggi in tutti i titoli. Il Corriere: svolta di Trump dopo le minacce. La Repubblica: Groenlandia, la svolta di Trump. La Stampa: Groenlandia giravolta Trump. Il Resto del Carlino: Groenlandia svolta Trump, intesa con la NATO e stop dazi. Il Messaggero: Groenlandia Trump, niente nuovi dazi, che un po' ci dispiace, perché il 200% sui vini francesi, insomma, spiace, però per noi andava bene. La Verità: Trump
Trump Attack. Il Giornale, accordo con Trump, avvisate la sinistra. Libero, Groenlandia, la farsa è finita. Capito, mi hai? C'è solo qualche esempio fuori luogo, al Gazzettino Groenlandia non userò la forza, è ben chiaro. Il manifesto prosegue sulle sue menate, ma giustamente è un quotidiano comunista, e il manifesto titola quest'oggi "A mondo mio", con Trump che ieri ha fatto a Davos questo discorso di ore e ore a far l'amore, e non se ne andava più e continuava a parlare. Chiaramente ve lo siete sorbito voi che non avevate nulla da fare. Prenderemo la Groenlandia senza forza se ci direte di sì, altrimenti ce ne ricorderemo. Trump porta a Davos il suo attacco contro l'Europa perduta per colpa di chi? Attenzione, per colpa dei migranti e delle pale eoliche. Lo amiamo. C'è Trump che dice cose strane, che fa lo sbruffone, e c'è ancora anche oggi qualche analisi sociologica, poi ve la leggo, un po' matto, cosa ha fatto da bambino, suo padre lo trattava male, chi lo sa, però alla fine dice cose che è l'Europa perduta per colpa dei migranti e delle pale eoliche. E io aggiungerei anche dei pannelli solari, ragazzi, che stanno infestando. Oggi se ne parla sul Corriere, anche ieri, nella zona del Pavese, Pavia, riempiono i campi con questi pannelli fotovoltaici. Ma vi sembra normale? Cioè tu dici, sì, meglio l'energia che l'agricoltura, eccetera. Vi sembra giusto? Chiaro che poi sono lì che aspettano i rom che facciano una gita a caccia di pannelli, vanno a fare la spesa, diciamo così, dal contadino, che non c'è più, e al suo posto c'è un buon pannello fotovoltaico da smontare. Dai, Sammy Varin, spari cazzate già a quest'ora, ora di sera che farai? Minaccia di fare il bis del Venezuela, poi dice di avere una base di accordo con la NATO e frena sui dazi punitivi. Sono sempre sul manifesto. A modo mio. Stavo cercando il Mercosur perché la bella notizia c'è anche qua, eccola qua. Mercosur, il Parlamento UE blocca l'accordo. Questa è la notiziona che avremo modo di confutare per ben 2 volte. Lo faremo questa mattina alle 9 con il capodelegazione della Lega in Parlamento Europeo, Paolo Borchia, e alle 11 con Vanessa Catoi, deputata della Lega. Quindi i risvolti europei e italiani. Il Parlamento UE blocca l'accordo sul Mercosur e quindi con i paesi del sud del mondo i sovranisti si spaccano e Fratelli d'Italia vota contro. Sì, qualcosa è successo. Praticamente la Lega è stato l'unico movimento, partito di centrodestra che ha votato contro il Mercosur, portando anche in Europa quello che è stato il vostro parere. Se in Italia le cose non sono andate proprio così, anche se c'è stato qualcuno che si è ribellato e ha votato contro o non ha votato, sia alla Camera che al Senato, portando il vostro segnale, cari ascoltatori, in Europa addirittura siamo riusciti a bloccare questo accordo, e questo è il motivo per cui oggi Firulì Firulà sono molto allegro. Sono andato anche a fare gli scherzetti al regista Simone. Non c'è niente di più autolesionistico che fare gli scherzi al regista la mattina quando è addormentato. Vai lì, gli schiacci un bottone, gli nascondi la tastiera è ancora lì, e se non la prendi dopo come facciamo? Oh ragazzi, se si blocca che non va niente, la colpa è di Simone che non prende, si è offeso perché gli ho toccato la tastiera, c'è proprio, sai come i guidatori, non parlate al conducente, no? Non toccatemi la tastiera, toccatemi tutto ma non la tastiera. Ehi. Sembri quasi Francesco quando mi si spoglia la mattina, toglie la tuta da sci e rimane in mutande, e lo so, fa proprio così, lo dovresti raccontare, perché sono quelle cosettine
insomma, io faccio la rassegna stampa, sono obbligato a guardare i giornali, però se mi cade l'occhio, ragazzi miei, come state? 34067096659, scrivetemi se avete coraggio. Intanto fermi tutto, fermate tutto, anche Roberto Salis, ferma, non suonare più Roberto, grazie Roberto Salis, cantautore a Lollapalooza, ogni sera, ogni notte suona per voi la chitarrina. Adesso la lettera di un padre, ve l'ho promesso ogni giorno. Zitto, aspetta, non ti ho ancora presentato, aspetta un attimo. Te l'ho promesso che ogni giorno, ogni mezz'ora, Sammy Varini in questi giorni vi trasmette Tricarico, questo cantautore molto particolare, non vuole essere comandato da nessuno, fuori dagli schemi, fa delle canzoni strane. Puttana la maestra, vi ricordate solo quella? Sì, Sammy Varin, e ne ha fatta una che più che una canzone appunto è una lettera di un padre. Non la sta trasmettendo nessuno, la trasmetto io, perché parla di me, di te, di voi, della nostra vita quotidiana, delle nostre paure che non vengono cagate da nessuno. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armate di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Questa è la lettera che gira su internet e che nessuno trasmette tra i miei colleghi delle radio. Siamo amati trasmettere una cosa del genere. Si chiama Lettera di un padre e lui è Tricarico. È stato anche a Sanremo anni fa. Probabilmente ha fatto finta di essere di sinistra per un po', poi si è ribellato, è diventato anarchico, non vuole essere comandato da nessuno e ha fatto questo short che trovate facilmente su YouTube, che io vedo anche come una critica, ditemi se sbaglio, a questo governo, perché è andato sul centrodestra, aveva promesso delle cose incredibili sul fronte sicurezza e sta facendo ben poco. Potrebbe essere una critica al centrodestra, potrebbe essere soprattutto una critica allo status quo, a chi permette di fare tutto ciò, e lo sapete, sono i giudici, sono i magistrati, è una certa giustizia, per cui questi personaggi che fanno il bello e il cattivo tempo, poverini, vanno capiti, no? E a Milano che si gioca con la sicurezza dicendo la faccio io, la fai tu, e tra poco ci arriviamo, signori. Qualcuno mi scrive giustamente che sarebbe una bella sigla per la rassegna stampa al posto dei gattini. Miau, miau, eccolo qua, il Sammy Varini, il vostro gattino vi porta sul libero, dai. Tanta isteria per nulla, Groenlandia. La farsa è finita, titola oggi Libero. Sì, l'avete capito, era tutta una presa in giro. Nel senso che Trump fa così, ma l'avete capito soltanto adesso. Il problema è che ci sono cascati tutti i miei colleghi giornalisti professionisti e ogni giorno vi hanno fatto un culetto così su tutti i quotidiani con
paginoni di qua, di là, di su, di giù, tutti su Trump che ha detto, tutti su Trump che ha fatto, tutti su... basta dai, cioè, abbiamo fatto bene, giustamente, ditemi se non l'ho fatto bene, a far finta di niente, a fare firulì, firulà, a leggervi il titolo, of course, qualche approfondimento, ma non vi ho menato il torrone. Era tutta una farsa, scrive il Libero, forse il quotidiano che ha la titolazione più semplice, più facile, intuitiva. Anche se parlate poco italiano, voi potete comprare anche voi migranti, compra il Libero, tu capito? Groenlandia, la farsa è finita. Trump a Davos ritira i dazi decisi dopo gli sbarchi UE e annuncia un'intesa con i danesi. Meloni apre al piano di un consiglio per la pace con i russi, ma per la firma è presto. Questo è il titolo principale del quotidiano Libero, che io penetro subito perché all'interno Pietro Senaldi ci parla dello stop del TAR ai 30 all'ora nelle città. I sindaci insistono, la loro voglia di rieducarci, scrive Pietro Senaldi quest'oggi sul Libero, e perché no, adesso tra poco andiamo a vedere anche chi rischia, perché se lo stop riguarda la città di Bologna, sono molte le città che hanno messo il divieto di superare i 30 all'ora, quasi tutte amministrate dal PD. Oh, attenzione, giustamente qualcuno dice anche che si evitano parecchi incidenti, perché se fai un incidente a 30 all'ora è diverso che farlo quando vai a 50. Cambia tutto? Secondo me cambia poco, è diverso se lo fai quando vai a 80. Sì, allora sì. Però tu dici, ma vabbè, ragazzi, io cosa dico di solito? La verità sta nel mezzo, adesso ci arriviamo. Andiamo all'interno del quotidiano Libero. Come vi dicevo, oggi festeggiamo perché è stata congelata l'intesa Mercosur. Ursula e il Parlamento diviso. Gli agricoltori temono i prodotti senza controllo, ne abbiamo parlato per mesi su queste frequenze, raccogliendo la vostra protesta. Tanti amici che ci seguono hanno una fattoria, sono agricoltori, sono artigiani, mi accendete la mattina e vi incazzate, certo, sono qui per farvi arrabbiare, ma le vostre proteste, quelle che mi scrivete al 340 6709 659 anche in questo momento, tra 10 minuti vi leggo i messaggi, diventano su Radio Libertà proposte e arrivano alla politica. Bada ben, cacchio, stasera ricomincia Striscia la Notizia. Dio mio, perché ci hai abbandonato? Io che speravo. No, sai, mi piace Striscia la Notizia, oggi su tutti i quotidiani c'è un paginone pubblicitario su Striscia la Notizia. Il problema, sai qual è? Che oltre a Ezio Greggio c'è anche Iacchetti. Non so se riuscirò a guardarlo ancora, Iacchetti, dopo la menata che ci ha fatto, Medio Oriente, Israele, Gaza, palestinesi, Sai che non so se riuscirò a guardarlo ancora? Posso dire che è una faccia di M? È un insulto dire a Iacchetti che è una faccia di M? No, dai, tra comici si può anche scherzare, comico io, comico lui, No, non è vero, Iacchetti, mi rimangio tutto, perché sai, lui c'ha tanti di quegli amici avvocati, anch'io qualcuno ce ne ho, comunque li intervistiamo quasi tutti i giorni, i nostri deputati e senatori, gran parte di questi sono avvocati. Chiusa la parentesi, guardate Striscia la Notizia, perché ho tirato fuori Striscia la Notizia? Non ce ne frega niente. Per 5 voti Bruxelles rinvia alla Corte di Giustizia l'accordo con i sudamericani negoziato per 25 anni. Oggi riunione d'emergenza per aggirare il voto dell'Aula. Oggi è Antonio Castro che racconta questo a pagina 8 di Libero, e siccome la Lega non ha un quotidiano, ha una radio che è questa, ma non è proprio della Lega, è una radio di area, no? Ma la Lega ufficialmente già da tanti anni, un tempo c'era La Padania, che era anche una mia canzone, ma il quotidiano oggi non c'è. E non sono caldissimi i quotidiani di centrodestra su questo fronte. Perché? Perché la Lega e il gruppo della Lega è quel gruppo che si chiama Patrioti, che è un nome
ti dico che non mi fa fare i salti di gioia, però ci sta, è stato l'unico gruppo, l'unico partito di centrodestra che non ha votato, che ha votato per fermare il Mercosur, non ha votato sì, no, ha detto no, lo blocchiamo, lo rinviamo alla Corte di Giustizia, facciamo controllare bene se è giusto o no questo accordo. Cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia lo volevano, capito? E quindi ci stanno tutti guardando come per dire ma cosa avete combinato voi della Lega? Chiaro che voglio un vostro parere, ragazzi, anche voi che votate Forza Italia o Fratelli d'Italia, 340 6709 659, nel pieno, senti come la mette Antonio Castro su Libero, nel pieno di una potenziale tempesta commerciale tra Stati Uniti e il resto del mondo, combattuta a colpi di micidiali dazi che porteranno in dote una guerra economica planetaria, il vecchio continente deve ora fare i conti pure sullo stop imposto all'accordo di libero scambio con il Mercosur. Sottoscritto entusiasticamente, dopo 25 anni di infinita trattativa, giusto 6 giorni fa, il 17 gennaio, l'intesa ieri si è arenata. Il Parlamento europeo ha infatti deciso di chiedere un parere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardo alla compatibilità dell'accordo commerciale firmato sabato scorso in Paraguay. In buona sostanza si è impantanata la ratifica formale dell'intesa per un periodo che potrebbe andare dai 18 ai 24 mesi, lo sapete, alla Corte di Giustizia Europea. Hanno sempre un sonno, ragazzi. Come si chiamava quel giudice che non c'ho tempo, non c'ho voglia, non ve lo dirò mai. Una doccia fredda per l'economia europea, scrive Libero, ragazzi, quotidiano di centrodestra, a cominciare dalla Germania, che dati della Commissione Europea aggiornata al 2025 esporta qualcosa come 15,4 miliardi verso i paesi del Mercosur. Praticamente, se partiva questo accordo, andavano giù i dazi e quindi il Mercosur poteva comprare tante belle cose, quasi tutte tedesche, ma a noi arrivava la loro Ruvera. La Ruvera è il pattume, tra virgolette, of course, diciamo prodotti a bassissimo prezzo, perché lì la manodopera è quasi gratis, con una qualità che lascia desiderare, perché usano pesticidi e altre schifezze. Non a caso, a stretto giro, il cancelliere tedesco Merz ha definito deplorevole il voto degli eurodeputati a favore del rinvio alla Corte di Giustizia UE dell'accordo con i paesi Mercosur per verificare la legalità, tanto più che questa decisione ignora la situazione geopolitica contingente, puntualizza il capo del governo tedesco. Per aggirare il blocco dell'Europarlamento, Merz confida l'intesa con il Mercosur che venga applicata su base provvisoria. Sì, perché si potrebbe anche applicare in base provvisoria, e qui sta la fregatura. C'è da dire che già alla vigilia del voto si ciondolava su equilibri assai traballanti. Ma chi è che ciondola? Sono solo i migranti che ciondolano. A Castro, e che sta di? E ciondola, ciondoliamo anche noi. Ciondola, Simone, stai ciondolando, ciondola anche Simone. E ciondolate anche voi a casa, fatemi vedere come ciondolate. E infatti ieri lo stop è stato deciso con uno scarto minimo. Soli 5 eurodeputati hanno fatto perdere la bilancia, pendere la bilancia verso il no. Guardatevi in faccia, chi è stato? Ben 334 sono stati voti a favore del rinvio ai giudici di Lussemburgo contro 324 contrari e 11 astenuti. Una manciata di consensi che hanno impantanato l'accordo in un labirinto burocratico europeo da far venire il mal di testa. Anche il Partito Popolare Europeo chiede alla Commissione Europea di procedere con l'implementazione temporanea dell'accordo commerciale UE-Mercosur. Insomma, lo vogliono far partire lo stesso. Basta leggere le dichiarazioni, bla bla bla. Va avanti questo articolo e non dice chi ha votato no. Te lo giuro, non lo dice. Antonio Castro, Libero,
si sono dimenticati, perché erano così presi da dire che insomma è una vergogna, ecco, adesso ti spiega l'export italiano in Brasile, che cosa potremmo portare in Brasile, il settore agroalimentare, le bevande, l'abbigliamento, le automobili, milioni, miliardi, e cioè si sono dimenticati di dire chi ha votato per fermare questo accordo. Forse perché, guarda le immagini di tutti gli agricoltori incazzati, eccetera. Forse perché siamo stati noi della Lega? Tanta da da. Ma va bene, ma è giusto che non si sappia, Noi lavoriamo a bassa voce, portiamo le vostre proteste, quelle di migliaia di agricoltori preoccupatissimi per questa situazione. Praticamente nessuno più avrebbe comprato prodotti italiani, perché al supermercato Esselunga avreste trovato solo roba dal Sud America, Paraguay, Uruguay, solo guai. Vabbè, noi andiamo avanti, siamo sul Libero, comunque lo perdoniamo, anche se la Lega non viene citata, non si capisce chi ha votato, chi non ha votato, devo leggere il manifesto per scoprirlo. Vado con un'altra trasmissione mediatica interessante, perché a pagina 9 Libero parla del campo largo che vuole liberare il criminale Propal. I leader di PD, 5 Stelle e AVS incontrano la moglie di Barghuti, il guerrigliero che sta scontando 5 ergastoli in Israele. Gerusalemme vergogna, il terrorismo va condannato. Hai capito? C'è un nuovo eroe per la sinistra? Oh! Il Libero già ci dà l'allarme. No, perché sai, la sinistra è a caccia di questi personaggi, non c'ha più nessuno, c'è solo Prodi praticamente, Gentiloni anche. Vado a pagina 14, signori, perché Salvini ieri ha inaugurato a Roma la mostra del MIT, e la dichiarazione è la seguente: dalle Olimpiadi arrivano più di 5 miliardi di indotto. Il vice premier: abbiamo vinto contro i gufi del no. L'eredità dei giochi saranno le opere sul territorio. A Milano, ad esempio, 1700 posti letto per gli studenti. Chissà se brontoleranno ancora. Tra le segnalazioni, oggi c'è un riquadretto praticamente su ogni giornaletto. È Cipollino nel mirino, bacchettoni ancora in azione. Non sono quelli di Informazione Cattolica, ma sono quelli, sai, che basta che dici una frase, che cacchio. È stato censurato Cipollino. Ma chi è Cipollino? Lo sapete? Massimo Boldi. È stato nuovamente censurato, questa volta dall'amministrazione comunale di Lugagnano, comune in provincia di Piacenza, che ha annullato un suo evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel Teatro del Pavese, avere come protagonista appunto lui, Massimo Boldi. La decisione è stata presa dall'amministrazione dopo la bufera scatenata da una sua battuta sessista in un'intervista e la conseguente esclusione dai tedofori della fiamma olimpica. Cioè, ha detto che lui non è per niente sportivo, ma il suo sport è la si può anche dire la figa, cioè dico io, se lo dice Rizzo va bene, se lo dice Boldi, e lui voleva fare il tedoforo, era passato per fare il tedoforo e l'hanno buttato fuori, ragazzi. Cani e porci a fare i tedofori, ma devono essere muti come le scimmiette. Io non vedo, non penso, non... Santa polenta. Vado avanti, ragazzi, vi faccio eccitare più che mai questa mattina. Avete freddo? E allora vai, un orgasmo politico a pagina 15 di Libero, con il semaforo rosso allo stop. No, cioè loro vorrebbero mettere il semaforo rosso allo stop, ma noi ce lo mettiamo verde. Cosa cacchio stai dicendo? Stop a Bologna a 30 all'ora, ora tremano altre 27 città. Quasi tutte di sinistra, c'è da dire, ma qualcuno, sai, sta imparando anche a destra, sai, Forza Italia da sempre strizza l'occhio al PD. Da Torino a Roma, da Firenze a Olbia, una rete di comuni che potrebbe dover rivedere i propri piani. Fratelli d'Italia e Lega fanno ricorso alla Corte dei Conti, bada ben, il semaforo rosso del Tara al comune di Bologna sulle famose zone 30 sortirà effetti nel resto d'Italia?
presto per dirlo, vista la farraginosa burocrazia giudiziaria, ma l'effetto domino non è affatto escluso. Da nord a sud, passando per il centro, sono 27 le città che si sono già infilate o hanno intenzione di farlo nel ginepraio della mobilità lumaca. Una vera e propria rete che vede ancora nel capoluogo emiliano un modello ideale, con l'obiettivo dichiarato di salvaguardare la vita delle persone e azzerare le morti in strada e nelle aree urbane. E certo, se vai a 30 all'ora, ragazzi, non succede proprio niente, nel senso che non ti muovi neanche. A Roma, una settimana esatta fa, il sindaco Gualtieri ha lanciato ufficialmente il nuovo limite in tutto il centro storico, comprese, e questo è un unicum al momento, le arterie più larghe, tutti a 30 all'ora. Fatto sta che Roma, Bologna, ma adesso c'è anche Milano, Napoli, Torino, Firenze, Verona, Padova, Parma, Reggio Emilia, Brescia, Modena, Ferrara, Bergamo, Pesaro, Lecce, Treviso, Carpi, Lecco, Lodi, non finisce più. Già, tutte città che strizzano l'occhio a questi 30 all'ora perché piacciono, insomma, e sono una moda un po' trendy. Io vado a 30 all'ora, cantava Morandi, è vero? Ci fermiamo, c'è la pausa. Se mi guarda non vuol dire che sono bello, ma vuol dire che mi devo fermare. Simone fa così. Ci fermiamo, la pausa. Candle of Time, Giulia Prisco e Daniele Piovani.
Che atmosfera che il Semivarin vi regala quest'oggi in una Milano congelata, c'è di buono che anche quelli che vorrebbero combinare casini sono congelati a quest'ora, ci fa piacere. Scherzi a parte, la buona musica riposante tra una notizia e l'altra della rassegna stampa di Semivarin con la giovane Giulia Prisco e Daniele Piovani che nella sua vita promuove i giovani talenti e con lui si scrivono canzoni, si inventa musica, si regalano emozioni bellissime perché sono quelle dei più giovani a cui lui insegna. Candle of Time con il buongiorno rinnovato, sono le 8:06, buongiorno a chi ci ha acceso in questo momento e si trova congelato appunto in automobile in attesa che si riscaldi il motore. Fatemi leggere un po' di WhatsApp perché c'è sempre questa diatriba, Mercosur sì, Mercosur no, in moltissimi ci avete detto il vostro no in questi mesi e infatti ieri lo abbiamo portato in Europa, il vostro no, e si è bloccato tutto, ma non tutti sono d'accordo. Ad esempio Alberto, credo che aver votato contro l'accordo Mercosur sia un grave errore, sarebbe stato sufficiente, come si fa per pasta e olio extravergine, indicare la provenienza sulle confezioni e poi ognuno sceglie. Sei della provincia di Varese come me, siamo invasi da ristoranti cinesi e kebabari, nessuno di questi vende cibo italiano, arriva tutto dall'estero surgelato, ma visto il successo che hanno non mi sembra che la gente ci faccia molto caso. Un altro inchino all'America è stato presentato come una bandierina per salvaguardare gli interessi di pochi a danno di molti. Mi piacerebbe un intervento forte contro i giganti del web. È vero che si rischia, però è uno dei grossi problemi che affligge il nostro commercio. Buona giornata. Alberto. Bene la verifica aggiuntiva per Mercosur, scrive invece Maurizio, stop temporaneo, però su mozione di sinistra, mentre la nostra non era passata. Bene, voto Lega dei nostri 8. E ce lo scrive Maurizio. Ora mi piacerebbe sentire la voce dei contadini di questi partiti, visto che sono stati traditi dai loro beniamini, cioè praticamente gran parte del centrodestra, esclusa la Lega, è chi ha votato per il Mercosur. E ancora, mi sembra che manchino pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi, vero? Bene, io ieri ho avuto la malaugurata idea di andare in Valtellina a prendere le mele, è stato un calvario. Insomma, andare adesso in Valtellina a prendere le mele, io capisco, sono buone le mele, ma vai lì in mezzo ai lavori in corso. La viabilità ad oggi è a dir poco da incubo, se rimane tale le premesse ci sono, il signor Salvini sarà giustamente ridicolizzato, del resto fate un giro tra la gente comune, chiedete cosa ne pensa di lui, la parola ricorrente è pagliaccio, ma ce lo scrive Gino il Pidino, lo amiamo Gino il Pidino, ma sganci un po' di soldi visto che ci ascolti, conto corrente postale 37671294, ricordate questa radio vi fa parlare tutti, belli e brutti, pidini e non pidini, ma una mano quando andate in posta, pagherete pure ogni tanto la corrente, conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, contributo volontario, e ci date una mano a sopravvivere, così leggo anche i vostri ridicoli messaggi. E scusami, Gino, ma comunque te sei minga troppo intelligente andare in mezzo ai casini, ci manca pochissimo alle Olimpiadi, sono tutti lì a lavorare giorno e notte e tu ci vai lì in mezzo con la mela in mano. Ah, Gino il Pedino, che ci vuoi fare? Mi rituffo sui quotidiani certamente e a sorpresa arriverà la lettera di un padre di Tricarico, la mando quando il nostro regista si mette le dita nel naso, perché io ogni mezz'ora ho promesso che manderò questo pezzo, però ci deve essere anche la notizia giusta, hai capito? Fatemi rituffare sui quotidiani. Abbiamo detto quindi stop a Bologna a 30 all'ora, ora tremano altre 27 città, tutte quelle che hanno deciso che non bisogna andare più di 30 all'ora. Dopo Fratelli d'Italia anche la Lega farà un esposto alla Corte dei Conti contro il progetto di Bologna 30 dopo la bocciatura dei giudici amministrativi.
Ricordiamo però che la giunta rossa capeggiata da Matteo Lepore a Bologna tira dritto. Secondo me non sono le città ad avere un approccio ideologico, ma è lo Stato attaccato il sindaco. È chiaro, danno tutti la colpa, perché no? La diamo a Salvini. Giro la pagina, sono ancora sul quotidiano Libero e torniamo a parlare di cose brutte. Pagina 19, la furia omicida a scuola aizzata da una foto creata con l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo già parlato ieri, lo scioccante retroscena del delitto di La Spezia è col coltello in classe. Lo ha rivelato la fidanzata del 19enne che ha rilasciato parecchie dichiarazioni ieri sui giornali. Il 19enne che ha trucidato il coetaneo ha detto: quel falso scatto di me e Aba abbracciati è arrivato a Zuaire che è impazzito di gelosia. Cioè gli avrebbero fatto questo scherzetto a Zuaire facendo, come si diceva un tempo, un fotomontaggio con la foto della sua fidanzatina insieme a un altro, quello che lui è andato ad ammazzare. Ma oltre al paginone che ci regala Nicoletta Orlandi Posti su questo argomento, c'è un trafilettino piccino picciò che è l'unico e che compare proprio sul Libero quest'oggi, cioè che spunta anche la pista islamica. E non si parla delle Olimpiadi, ragazzi miei piddini. Mentre la comunità egiziana copta si stringe attorno alla famiglia di Aba e La Spezia si prepara al funerale di oggi con il lutto nazionale, il deputato della Lega Rossano Sasso aggiunge particolari sulla vita di Atif Zuair. Il 19enne, secondo quanto riferito da un'educatrice, avrebbe mostrato segnali di squilibrio e di radicalismo islamico, soprattutto dopo la strage del 7 ottobre da parte di Hamas. Citava versetti di Allah e monopolizzava la classe, odiava gli ebrei, ma anche i ragazzi di altre religioni, e il ragazzo ucciso, di origini egiziane, era un cristiano copto. Signori, è arrivato il momento della canzone del giorno. Anche oggi è per voi. Arriva Tricarico, lettera di un padre. A cosa serve? A farvi capire che a volte c'è un cantautore coraggioso che dice le cose che succedono e non parla soltanto di gender e non ha messo neanche le calze a rete per questa canzone. Ve la faccio sentire. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armati di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Questa è la mia canzone, la tua canzone, la canzone di tanti che abbiamo figli adolescenti
e si ritrovano a vivere in questa Italia, in questa Europa, che come dice Trump è peggiorata moltissimo per colpa dei migranti e delle pale eoliche, signori. Lo amiamo, lo amiamo. Questo intanto era Tricarico con Lettera di un padre. La trovate facilmente su YouTube, su Instagram. Tricarico, famoso cantautore, decisamente fuori dagli schemi in questa canzone, che può essere interpretata, lo dicevo prima, anche come una critica al governo. C'è il centrodestra al governo, ricordiamolo. Un certo centrodestra vorrebbe cambiare le cose, un altro centrodestra vorrebbe strizzar l'occhio ai migranti, ai piddini e perché no anche alle grandi marche, alla Confindustria, eccetera, riguardo l'accordo del Mercosur. Lega di lotta e di governo? Probabilmente sì, ne parliamo più avanti e tra poco ci colleghiamo. Allora, prima avremo Manfredi Potenti parlando di giustizia, poi alle 9 avremo Paolo Borchia parlando proprio di Mercosur e di quello che la Lega sta facendo in Europa, che ha fatto proprio in questi giorni. Ne torneremo a parlare di Mercosur alle 11 con la deputata della Lega Vanessa Cattoi. È chiaro che tra un intervento e l'altro io aspetto i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659 perché vi devo irritare in qualche modo, vi devo eccitare, altrimenti non son contento. Restiamo su Libero? Certo, come no, anche perché su Libero si parla del rimpastino. Mia nonna chiamava il pastino, il cerotto, quando ti fai male, ti metto un pastino. Ma c'è qualcun altro che usava sto termine per il cerotto? Lo diceva solo mia nonna Antonia, storica nonna Antonia. Sì, no, il rimpastino che cos'è praticamente? Per Sala la sicurezza non vale un assessore. Il sindaco di Milano tiene le deleghe alla sicurezza, ma nomina 2 consulenti. Indica anche il successore a Palazzo, Conte, malumore nel PD, quindi il rimpasto di giunta si fa per dire nuove deleghe, un assessorato come premio di consolazione a chi ti lascia sconsolato per le posizioni talebane sulla mobilità, campagne elettorali da affrontare, candidati da candidare e poi la sicurezza, far da quinta a tutto questo stormir di fronde come fosse lo spartito di un'opera buffa, quando si tratta di un dramma in più atti, perché uscire la sera senza patemi d'animo a Milano, frequentare i mezzi pubblici senza essere scippato o molestato, se va bene, per non parlare delle notti insonni per via dei figli attratti dalla movida e se vi rinunciano una sconfitta per tutti, restano i capisaldi di una città sicura. Quanta roba, per una sola città, anche se Milano è sempre più una città prismatica, stratificata, tornata quasi a essere a scale, dove la percezione dell'insicurezza dipende dalle zone in cui ti muovi. I vasi comunicanti centro e periferia non comunicano molto ultimamente. Qua mi fermo, ma ragazzi, Enrico Paoli oggi vale la pena di leggerlo nel paginone milanese del quotidiano Libero e sappiatelo, in giunta entra il talebano della bicicletta Marco Mazzei, paladino della lotta alle auto. Intanto sulla sicurezza siamo lì pirulà, qualcosa succederà. A Milano ci sono altri problemi. Vai, altri quotidiani, altre emozioni. Avvenire c'ha sempre quei titoli che mi vanno a ricciare la lingua. Confronto sull'Artico, chance per l'Ucraina, il titolo del quotidiano di ispirazione cattolica. Trump annuncia l'intesa con la NATO sulla Groenlandia e toglie i dazi. Muro dell'Unione Europea oggi vede Zelensky, ci vado, non ci vado, alla fine ci viene ancora sto Zelensky. La partenza ritardata da Washington per un guasto all'Air Force One, poi l'arrivo in orario a Davos, in orario, non era mica arrivato tardi, e quindi oltre un'ora di discorso in cui Donald Trump ribadisce di volere la Groenlandia, ma senza usare la forza. Poi il presidente attacca a muso duro l'Unione Europea, che già in mattinata aveva fatto muro e minacciato di utilizzare il famoso bazooka commerciale. Ehi là, ce l'ho qua il bazooka, ma non l'ho mai usato, so neanche cos'è. Sono come quelli, sai, che non capiscono se sono maschi o femmine, no?
guardano lì, dico, boh, ma cos'è? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma è soprattutto in serata che la giornata svizzera del capo della Casa Bianca riserva possibili sorprese con l'annuncio di aver trovato l'accordo sulla Groenlandia al termine di un incontro con il segretario generale della NATO Rutte. Pochi dettagli sui contenuti per ora, che però rischiano di essere decisivi per capire la tenuta dell'accordo stesso. Di certo la linea violenta dell'amministrazione USA, bocciata dai mercati, pare cambiata, è più conciliante. Decisivi gli sviluppi delle prossime ore, così come per l'Ucraina, visto che oggi il presidente americano incontrerà quell'ucraino Zelensky atteso sempre a Davos. Insomma, in poche parole, pagine e pagine di rassegna stampa in questi giorni da buttare nel cesso. Il sito del Corriere, tanto per aggiornarvi, apre in questo momento con lusinghe, basi e l'acquisto di F-35, così Rutte ha convinto Trump sulla Groenlandia. I 2 passi indietro, niente attacco, no ai dazi. Te capì? Tutto come prima. Ritorno sui giornaloni, ragazzi. Intanto scrivetemi, che io tra poco comincio a leggere di nuovo i vostri messaggi. WhatsApp al 340 6709 659. Soprattutto i nuovi ascoltatori dovete provare questa emozione di fare un messaggio, ma anche audio se volete, inviarlo a 340 6709 659 e farlo sentire a tutta Italia. Il Corriere, svolta di Trump dopo le minacce, ma soprattutto paginone. A pagina 10, il Mercosur non passa, rinviato alla Corte UE. Il PPE, la Commissione lo applichi. La Lega sfiducia a von der Leyen. Hanno avuto la meglio gli eurodeputati contrari all'accordo con i paesi del Mercosur, siglato sabato scorso in Paraguay dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La plenaria del Parlamento europeo, riunita a Strasburgo, ha votato con 10 voti di scarto, 10 voti di scarto. Contate un po' quali sono i rappresentanti della Lega, quanti sono, e vedrete che più o meno sen lì, a favore del deferimento dell'accordo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per verificarne la conformità con i trattati dell'Unione. Una mossa che ha l'obiettivo di prendere tempo, circa 6 mesi, e posticipare il momento del voto di ratifica da parte del Parlamento UE, abbastanza per far esultare gli agricoltori europei che per 2 giorni hanno protestato contro il Mercosur davanti al Parlamento di Strasburgo. Eppure la Commissione aveva incassato il 9 gennaio scorso il via libera a maggioranza qualificata dei paesi UE, contrari solo Francia, Polonia, Irlanda, Austria e Ungheria. Belgio astenuto. Ha espresso rammarico il commissario al commercio, Fatto sta, la risoluzione è stata presentata da un gruppo di deputati provenienti dalla sinistra, dai Verdi e da Renew Europe, è stata sostenuta trasversalmente da eurodeputati di diversi gruppi, tra cui i Patrioti, in cui milita la Lega, che vi vede una sfiducia a von der Leyen. È per quello che oggi il manifesto è basso, non dice quasi niente. Vabbè, fatto sta, signori, c'è un paginone oggi sul Corriere che poi aggiunge che però lo slittamento divide gli agricoltori italiani, come non sono già più contenti, e naturalmente ti racconta tutta la storia del Mercosur, i primi passi negoziati nel 1999, c'era spazio 1999, che cosa cambia adesso, dazi e imprese? Non cambia assolutamente niente, ve lo dico subito, nessuna conseguenza per la maggioranza dal voto di Strasburgo, dice Fidanza di Fratelli d'Italia, ma giustamente io vado più avanti, e vi porto dove volete che io vada, mi teleguidate quasi, no? Pagina 17 del Corriere, lo sapete, si apre un bel appuntamento della Lega per ascoltare le idee, si chiama Idee in Movimento, dal 23, quindi da domani, 23 gennaio fino al 25 gennaio, la Lega promuove a Roccaraso e Rivisondoli, in Abruzzo, l'iniziativa che si chiama così, Idee in Movimento.
movimento. La Lega Roccaraso senza Vannacci, l'elogio di Pascale, bravi sui diritti civili. Cioè abbiamo deciso di ascoltare tante idee, anche idee che non sono proprio super Lega, solo Lega, ci mancherebbe altro. La Lega ascolta, guarda caso, come fa questa radio. È stata creata questa radio da Umberto Bossi tanti anni fa, proprio per ascoltare voi, che troppo spesso siete dimenticati da quella che poi si fa chiamare buona politica. No, non è buona politica quella che non risponde alla vostra mail, quella che non risponde al telefono, non lo è. Questa è una radio che cerca la buona politica. E attenzione, non sempre la va a cercare soltanto tra la gente di destra, nel centrodestra, eccetera. E allora vediamo. Sì, all'inizio non ci credevo. Il primo partito che apre un tavolo sui diritti civili è quello che francamente meno mi aspettavo. Chi è questa qua? È Francesca Pascale, che nel fine settimana sarà ospite della Lega a Roccaraso per la Kermesse Idee in Movimento. Servirà per ascoltare, spiega Claudio Durigon, vice segretario leghista e organizzatore. E lei, la Pascale, ne è felicissima. È la prima volta che affronto un pubblico del genere. Sono stata al Pride, a eventi in cui la solidarietà su questi temi era garantita. Ora sono un po' nella fossa dei leoni. Andrei anche a parlare con Vannacci. Così non sarà, perché il generale Vannacci, che pure da ruolo dovrebbe esserci della Lega e vice segretario, ha invece deciso di non partecipare, forse perché non è molto aria il suo appello ai parlamentari a votare contro la risoluzione sugli aiuti all'Ucraina. Se non è da espulsione, siamo sul Corriere, poco ci manca. In compenso, nella 3 giorni di ascolti ci saranno per la prima volta diversi invitati che non sono mai stati considerati d'area. Per esempio, nello spazio L'Arca delle Idee di Armando Siri, lo stilista e imprenditore del Kashmir Brunello Cucinelli, la psicologa Maria Rita Parsi, ma anche il chirurgo estetico Roy De Vita e il generale Mario Mori per parlare di dossieraggio. Pascale ammette: dalla Lega sono distante su molti temi, ma vicina sul sentimenti nei confronti dell'Islam e sul fatto che distinguano i diritti civili dal woke. Ricorda l'ex compagna di Berlusconi: è dal 2013 che dico alla destra che dovrebbe avere una propria proposta, una propria ricetta rispetto ai diritti civili, che non possono essere di destra o di sinistra. Di più, tanti conservatori hanno saputo garantire i diritti civili su questi temi, penso a David Cameron, ma anche alla stessa Angela Merkel, e in Germania la leader di AfD, Weidel, è dichiaratamente lesbica, mentre alla sinistra è stato regalato il monopolio morale attraverso la fragilità delle persone. A ieri sera non era del tutto chiaro chi parteciperà al panel, tra gli altri il sottosegretario al MEF Federico Freni, portatore di una posizione di apertura rispetto a questi temi, e ai ben più conservatori Simona Baldassarri, assessora nel Lazio, e Jacopo Coghe di Pro Vita e Famiglia. Chiaramente questo evento che si svolge in Abruzzo verrà ripreso dalla nostra radio. Giro la pagina, sono ancora sul Corriere. Tra i compagni del ragazzo ucciso che si rifiutano di entrare a scuola, protestano, siamo naturalmente alla Spezia, dicendo: i prof sapevano, potevano evitarlo. La preside impone il silenzio, ma i docenti dicono: ingiusto dire che va tutto male. Si ritorna su questa triste vicenda. Oggi, lo ricordiamo, ci sono i funerali. Ritrovato a Milano il 14enne scomparso. Questa è una bella notizia. Mi dispiace, ho fatto uno sbaglio, non sgridatemi. Sono le prime parole che il ragazzino 14enne Diego ha rivolto alla mamma dopo che ieri mattina è stato trovato a Milano nella casa comunità di Via Livigno dalla polizia. Il ragazzino aveva lasciato casa sua in provincia di Verona lo scorso 12 gennaio facendo perdere le proprie tracce per 9 giorni. Pare che volesse andare in Svizzera a fare soldi. È un tempo, forse. Il mio teatro canzone, l'ultima segnalazione dal Corriere per l'amico Omar Pedrini. Pensate, con lui ho condotto una trasmissione tanti anni fa su Isoradio Rai, poi si sono accorti che ero della Lega e mi hanno cacciato. No, dai, scherzo. Musica e dialogo con le nuove generazioni, non posso più fare il matto rock dopo i problemi al cuore. Piacere Omar,
paginone di intervista con Omar Pedrini oggi sul quotidiano Il Corriere. Sì, lo so, mi dovrei fermare, ma io vado avanti ancora un minuto, ce l'ho. Il Fatto Quotidiano: Nordio denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati perché ha detto la verità. Agicom per i manifesti del no che riportano ciò che ha detto lui. Così il paginone principale sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, ma in alto scrive: Trump, Groenlandia subito, VDL si schianta sul Mercosur. Voi sapete che cos'è VDL, quindi non ve lo spiego. Ma che cazzo è VDL? Parlano criptico, questi parlano proprio il linguaggio che per non far capire. In 72 minuti di discorso il tycoon allontana il confronto militare e minaccia la Danimarca, a sera esclude i dazi, il voto dell'Europarlamento blocca l'accordo commerciale col Sud America. Assolutamente asettica la prima pagina del Fatto Quotidiano, chissà chi ha votato, chi non ha votato e chi ha votato sì. Mi fermo, sono le 8:30, certo c'è Acerbis, il meteo e poi una bella canzone di una nuova artista, passiamola per la prima volta, si chiama Alessandra Latino. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata caratterizzata da molte nubi su tutta l'Italia, in attesa dell'arrivo entro sera di una nuova perturbazione atlantica. In mattinata i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, a tratti anche coperti. Saranno poche le precipitazioni, più probabili sul Salento e sul Basso Tirreno. Andrà meglio altrove. Nel pomeriggio un nuovo peggioramento del tempo interesserà la Sardegna, con piogge via via più diffuse. Fenomeni sparsi anche al sud, più asciutto sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao, io sono Alessandra Latino e questo è il mio nuovo brano Pace all'inferno. È un brano che nasce da una riflessione un po' intima perché parla di quel momento in cui smettiamo di nasconderci dietro le apparenze. Infatti l'inferno a cui mi riferisco è proprio
tutto ciò che evitiamo di guardare dentro di noi. Però ecco, quando non c'è più un pubblico, quando non c'è più nessuno che giudica, alla fine restiamo da soli con noi stessi ed è proprio a noi stessi che dobbiamo rendere conto. Quindi il brano parla di questo, del coraggio di riuscire a guardarsi dentro senza filtri e quindi di accettare ogni parte di noi, anche quella più fragile, anche quella più oscura. Io spero tanto che il brano vi piaccia e se fosse così, insomma, fatemelo sapere, potete trovarmi sui social. Mando un grande abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io sono Alessandra Latino e questa è la mia Pace all'inferno. Sai, mi sento up e poi down e come il mare vado. Sai, lava la mia colpa e mi riflette nuda. 100 scuse in loop, déjà vu. Ti hanno sempre detto che la calma è una virtù. Lo stile fa da guida, ma la roba è la tua. Vestivi la tempesta come fosse calma. Non cercare mai un rifugio, mai nelle voci, mai di sirene che cantano inganni a Ulisse. Mai indietro, mai quando scappi, mai nella fuga. Sai, se ti volti come Orfeo perdi l'amore. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Vendatela de bandita in apnea, chiamata in giudizio, guardi la platea. Buonasera signore e signori, l'innocenza non è di nessuno. Alla corte cadono le maschere, se a giudicarci sono i nostri errori. Non cercare mai un rifugio, mai nelle voci, mai di sirene che cantano inganni a Ulisse. Mai indietro, mai quando scappi, mai nella fuga. Sai, se ti volti come Orfeo perdi l'amore. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, dimmi se avrò pace, pace anche all'inferno. L'ombra bacia i peccatori con le colpe sotto i piedi, urlano in faccia senza voce. L'anima cerca i suoi lidi, perde il passo tra i suoi vizi, la salvezza è solo un eco. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Uomo in mare, uomo in mare, dimmi se avrò pace, pace anche all'inferno. Pace all'inferno, signori, un po' come la nostra rassegna stampa, e cerchiamo un po' di pace nonostante questo terribile inferno quotidiano che sono i giornali di ogni mattina. Pace all'inferno è la nuova bella canzone di Alessandra Latino, da Cosenza ma vive a Montano Uffugo. Anticipa il nuovo LP, questo brano che è un invito a guardare senza filtri l'inferno che ognuno porta dentro, scoprendo che
anche lì può nascere pace. Oh ragazzi, più di 81.000 sbirciate in questo video. Pace all'inferno, lo trovate facilmente su YouTube e su tutti gli store digitali. Complimenti a Alessandra Latino, che presto la intervistiamo. Intanto sono le 8:39. Buongiorno, buon mattino, grazie per aver acceso Sammy Varin e buongiorno anche a tutti quelli. Siete tantissimi che mi state sbirciando su Facebook. Grazie a quelli che mi guardano in diretta, ma anche a quelli che vanno sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e giustamente danno un ascolto alle ultime notizie, quelle che ci interessano come radio di area, ma anche quelle che dovrebbero interessarci e che magari non vengono prese in considerazione da certi giornaloni, anche da una certa, che si fa chiamare così, buona politica. Quindi mettiamo sul tavolo tante idee che sono anche le vostre, perché siete in tantissimi che mi scrivete al 340670969 e giustamente mi fate tante segnalazioni, come il Marco Grimoldi, signori, che ieri ha cominciato la sua trasmissione su Radio Libertà. Dai, Lega e dintorni, ogni mercoledì alle ore 16, la trovate su Facebook o su YouTube. Caro Sammy, ma il divieto per i 30 km orari è una velocità supersonica. A Milano ci sono divieti a 15 km, vero? 15, cioè fai prima se corri davvero. Scusa Sammy, ma la canzone della cronaca nera è una butted. Cosa vuol dire butted? Io non capisco, è dialetto questo. È ora dei fatti e non delle parole. Caro Enzo, ma è proprio per quello che io ti mando in onda questo pezzo. Arriverà a sorpresa, è Tricarico con Lettera di un padre. Buongiorno, ascolto Tricarico e ritengo che abbia ragione. Noi non lasciamo nessuno senza aiuto. Porto l'esempio del reddito di cittadinanza che abbiamo sostituito con il reddito di inclusione. Lo danno per aiutare a comprare alimentari e medicine, no sigarette o alcol. Sapete come fanno per aggirare l'ostacolo? Chi ha avuto la tesserina per l'inclusione dà la tesserina a qualche amico che va a fare la spesa usando la sua tesserina, il gioco è fatto. Poi chi ha fatto la spesa con una tesserina che non era la sua dà i soldi della sua spesa al possessore della tessera, così possono comprare sigarette, alcol o qualsiasi altra cosa, ma non per quello che ci è stata rilasciata, perché la tesserina non viene controllata da chi la presenta senza guardare documenti o d'altro. Meditiamo. Carapina, c'è sempre qualcuno che si inventa, che studia su come rubare o a come fregarci, anche sulla storia dei pacchetti cinesi. Tra poco vi racconterò qualcosa. Abbiamo già visto che fine fanno i nostri soldi all'Ucraina e ancora insistiamo a mandargliene? Va bene. No, non va mica bene. Buongiorno, le notizie meteo sono come le non notizie sui giornali. Qui Lago Sebino, Valli Bresciane e Bergamasche, cielo limpido senza neppure una nuvoletta. Dai, neanche una quelle cose che lanciano gli aerei per inondarci di schifezze. Oggi niente. Ma c'è sciopero, neanche una scia chimica, dai. Vuoi vedere che anche il meteo risente della vittoria dell'Ucraina NATO sulla Russia? Marco scherza, ma stasera arriva la neve, ragazzi. No, io spero più domani, magari domani dopo mezzogiorno, quando io me ne ritorno a casa. Ritorniamo, signori, certo, sui quotidiani, oggi in edicola, ma tranquilli, tra poco sentiamo anche in qui Parlamento il senatore Manfredi Potenti. Il Giornale, anche questo freddino sulla situazione Mercosur, chissà come mai. Accordo con Trump, avvisate la sinistra, Donald attacca l'Europa, poi a sorpresa annuncia pace artica, via i dazi, vince la linea Meloni. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Giornale. Poi, in centropagina, i 5 Stelle e il vice Annun, Conte deve spiegare, quei politici vicini ad Hamas. Interrogazione parlamentare sui contatti tra i grillini e i Jazi, indagato
per terrorismo. Questi i principali titoli sul quotidiano Il Giornale, che come vedete non parla se non con un piccolo cosino, slitta l'ok al Mercosur, schiaffo alla von der Leyen, ma ancora il bavaglio di Bruxelles per chi critica gli islamisti, ne parla Francesco Giubilei, e poi, perdonatemi, l'intervista a un grandissimo, non perché fosse anche della Lega, sto parlando di Nino Spirlì. Ho il cancro e non mi frega, il mio inno contro il woke. Lo so che ogni tanto ci ascolti Nino Spirlì, lo abbiamo anche intervistato ed è veramente un grandissimo. Entro all'interno del Giornale, svolta Groenlandia, Donald prima attacca e poi toglie i dazi, accordo sull'Artico, Trump, UE, guerra e pace, e poi giustamente si cerca di capire questo Trump cosa sta combinando. Lucio Martino ne fa un'analisi, il presidente non è irrazionale, la tattica è l'imprevedibilità per intimidire e avere vantaggi. Per gli europei è un matto instabile, ma lui subordina ogni scelta a un ritorno immediato. Se volete capire qualcosa di più di come si comporta Donald Trump, il lavoro di Giorgia contro la linea ultra, la partita italiana ha segnato il disgelo. La sera prima alla cena di gala, lo strappo tra la Lagarde e il segretario Lutnick. E poi, girando di nuovo pagina negli scenari internazionali, il ruolo dell'Italia, Donald non invade. Ve lo avevo detto, la premier a porta ha detto problema di comunicazione, lo scontro danneggia tutti. Insomma, se avete perso tempo a leggere i quotidiani su queste cose strane in questi giorni, avete davvero perso tempo. Qui Parlamento. Ma noi di tempo non ne perdiamo, ogni minuto è una controinformazione importante passata su Radio Libertà. Grazie per essere con noi al senatore della Lega Manfredi Potenti, buongiorno. Buongiorno, e io ringrazio tutti gli ascoltatori e ovviamente Sammy Varin. Sono io, ciao, che ringrazio te per essere con noi e per darci sempre informazioni che non sempre si trovano sui quotidiani. Ho sentito che sei intervenuto in aula sulla relazione del ministro della giustizia Nordio e vogliamo sapere su cosa ti sei incentrato, quali polemiche hai voluto far uscire nella tua chiacchierata. Hai detto bene, polemiche, sono state sollevate proprio delle polemiche da parte del PD nei confronti del ministro, addirittura sulla base di indiscrezioni giornalistiche propalate attraverso i social di Report, niente meno che, riguardanti eventuali programmi informatici che sarebbero stati inoculati nei computer di tutti i magistrati d'Italia. Il mio intervento è subito partito con delle nostre rassicurazioni, vicinanza al ministro per queste accuse infondate che sono state mosse dal PD, ricordando al PD che forse avrebbe dovuto interessarsi di ben altre intrusioni e sottrazioni dai computer dei magistrati, quali quelle che sono avvenute nelle vicende dei famosi dossieraggi. Peraltro una corposa relazione di questi fatti è stata depositata in Commissione Antimafia e proprio in Commissione Antimafia siede quella parlamentare del PD che alla Camera ha accusato il ministro di essere in qualche modo responsabile di aver inserito all'interno dei computer delle cancellerie questo fantomatico programma che avrebbe il potere di essere in grado di violare segreti d'ufficio, eccetera. Ma mi sembrano fantasie da 007. L'unica realtà è che ad oggi i computer dei magistrati, delle procure, dei server, eccetera, sono stati violati da una serie di ripetute azioni di prelevamento di documenti informatici sui quali la magistratura sta evidentemente indagando. Ma il tema
dell'intervento di ieri, mio, della collega Erika Stefani e ovviamente insomma della collega Giulia Bongiorno, è stato incentrato sulla relazione annuale che il Ministro della Giustizia deve rendere al Parlamento per condividere scelte di indirizzo politico sul tema della giustizia. Quindi non potevo non ricordare quale fosse, diciamo, un cavallo di battaglia assolutamente indispensabile per consentire alle norme di essere attuali e poter essere utili al contenimento di quei fenomeni criminali che evolvono quotidianamente e sui quali occorre una grande attenzione, un'osservazione consapevole, perché come ha detto il Ministro la pena può anche essere equilibrata e proporzionata, ma deve essere applicata e non c'è di peggio che minacciare una pena e poi dire magari abbiamo scherzato e ti rimandiamo fuori. Quindi io infine al mio intervento, parlando della separazione delle carriere e di quanto questa sarà importante per restituire alla magistratura dignità, autorevolezza e indipendenza, e questo accadrà grazie al sorteggio dei membri dei futuri CSM, che saranno 2 rispettivamente per gli organi inquirenti pubblici ministeri e per gli organi giudicanti, ovvero i giudici che scrivono le sentenze, sarà appunto il sorteggio, ovvero la possibilità che tutti i magistrati indistintamente si sentano responsabilizzati dalla potenzialità di divenire in qualche modo membri dei futuri organi di autogoverno. Qualcuno ha criticato questa scelta, ma ieri molto efficacemente anche la collega Bongiorno, l'ho fatto anch'io, abbiamo ricordato che non si tratta di un'estrazione di gente presa per strada, si tratta di scegliere attraverso un sorteggio tra persone che sono già state vincitrici di concorso, tra l'altro molto rigoroso anche da un punto di vista psicoattitudinale, e che quindi hanno tutti i requisiti per potersi occupare magari di una promozione di un magistrato o magari di una sostituzione o di un avvicendamento o di un suo spostamento in altro ufficio, che sono questioni sicuramente più semplici di cause che possono riguardare magari, voglio dire, valori milionari o sentenze riguardo stragi, voglio dire, omicidi eccetera. Quindi un magistrato è sicuramente in grado di poter gestire, qualunque magistrato esso sia, delle funzioni di autogoverno. E poi naturalmente volevo ricordare, ecco, noi abbiamo concluso dicendo che, come ha ricordato il ministro Matteo Salvini, in materia di nuove norme sulle baby gang che fra pochi giorni vedranno la luce, noi abbiamo il compito di garantire che le norme rendano più difficile al balordo il mestiere del delinquente, ovvero sia, se la pena non spaventa più nella sua portata, diciamo, di deterrente e quindi anche poi di giusta retribuzione di una punizione, dobbiamo puntare a norme che devono evolvere e incidere nel quotidiano. Quindi andare a colpire autori di reati veramente, diciamo, non solo spregevoli, ma anche percepiti dalla popolazione come un disagio sociale di moderna portata, perché riguarda prevalentemente le città, insomma i centri urbani e non solo. Quindi dobbiamo andare a colpire veicoli, motorini, auto, telefonini, monopattini, patente, cani che spesso sono utilizzati come armi vere e proprie per estorsioni, per difendersi nelle attività di spaccio dalla polizia. Quindi ci sono delle nuove norme che noi riteniamo utili ed opportune per contenere nuovi fenomeni come quelli purtroppo gravissimi degli accoltellamenti che si sono verificati tra giovani proprio in questi ultimi giorni. Quindi deterrenza, ma soprattutto responsabilità e misure in grado di incidere sui comportamenti quotidiani, privando le persone di quelli che sono, diciamo, anche non dei diritti, ma delle facoltà, delle libertà che nel momento in cui mettono in pericolo la salute e la vita delle persone possono essere costituzionalmente compresse. Questa credo sia la funzione primaria che in materia di giustizia noi dovremo garantire essere portata avanti da questo governo e da quello che verrà dopo la prossima legislatura e le prossime elezioni politiche del 2027. Capito perfettamente. Sulla notizia il senatore Manfredi Potenti, un grande piacere averti avuto con noi, Manfredi, buona giornata e alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao.
Qui Parlamento. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armati di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Voi dovete ringraziare il cielo che io non sia direttore di questa radio, altrimenti al posto della rassegna stampa io manderei in loop ogni giorno per 2 ore questo pezzo di Tricarico, lettera di un padre, che parla di me. Anch'io ho 2 figli che tra poco fanno 15 anni, che parla di voi genitori, voi nonni, che parla di tutti voi che non riuscite più a vivere tranquillamente. Per colpa di chi? Una critica fa Tricarico con questo pezzo, lettera di un padre, alla società di oggi o forse anche a una certa politica, e io aggiungo non solo di sinistra. 3406709 per entrare in onda con noi, questo è solo il numero dei WhatsApp, poi lo sapete più tardi apro le linee allo 0292947222, ma dobbiamo rituffarci nella rassegna stampa perché piatto ricco mici ficco, ragazzi miei, quante notizie che gli altri vi danno sottovoce o che addirittura non vi danno e che Sammy Varin con grande pena e fatica, sono stanchissimo, vi ha tirato fuori questa mattina arrivando qua prima delle 6. I nodi dell'Europa, siamo a pagina 6 del quotidiano Il Giornale, dicevo anche lui è come giornale di area, ma non della Lega, molto freddino sul Mercosur, slitta la ratifica, schiaffo alla von der Leyen, il Parlamento approva per 10 voti, il sì al parere legale, accordo congelato, la commissione rammarico. Gian Maria De Francesco scrive, sentite anche qua, fateci caso al tono, poteva essere l'ultimo miglio di un negoziato lungo più di 25 anni. Invece l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur ieri si è fermato ancora, arenandosi davanti a quello che suona come uno schiaffo politico diretto a Ursula von der Leyen. L'Eurocamera ha infatti deciso con uno scarto minimo di appena 10 voti, chissà di chi saranno, di rinviare il testo alla Corte di Giustizia UE per un parere legale, congelando di fatto qualsiasi possibilità di ratifica rapida e sconfessando l'accelerazione impressa dalla Presidente della Commissione che solo pochi giorni fa aveva siglato l'intesa in Paraguay insieme ai partner sudamericani. Il voto ha avuto un impatto simbolico e politico enorme. Fuori dal Parlamento europeo di Strasburgo gli agricoltori arrivati con i trattori hanno esultato gridando vittoria, mentre dentro l'emiciclo si consumava una spaccatura trasversale. Von der Leyen poco prima del voto aveva provato a serrare le fila ricordando che l'accordo con il Mercosur è necessario per proteggere l'Europa. Un appello rimasto inascoltato. L'Aula ha scelto di fermare la Commissione proprio nel momento in cui Bruxelles chiedeva unità contro le minacce di nuovi dazi americani. E in questo caso è il Giornale.
parla anche di chi ha votato, mentre Libero chissà mai, non lo so. E anche sul fronte italiano, scrive il giornale, il voto ha certificato divisioni profonde. La richiesta di rinvio ha raccolto i consensi di Lega, AVS e Movimento 5 Stelle. Contrari invece, insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia e Partito Democratico. Cioè praticamente il PD ha votato con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Zitto tu, Sammy Varin, che hai votato con AVS e Movimento 5 Stelle. Chiaro che vi sto scaldando il tavolo, dovete farmi un whatsappino al 340 6709 659, anche perché tra 2 minuti arriva Paolo Borchia, che è il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. A pesare sono stati soprattutto, scrive ancora il giornale, gli interessi nazionali. Francia, Polonia, Romania e Grecia hanno fatto quadrato sul rinvio. Parigi ha rivendicato la scelta senza esitazioni. La Francia sa dire di no quando serve e spesso la storia le dà ragione. All'opposto, Italia, Germania, Spagna hanno guidato il fronte dei contrari al ricorso alla Corte. Ne escono però malconci grandi gruppi europei, spaccati da decine di defezioni interne, mentre l'unica compattezza si registra agli estremi, tra sinistra UE e patrioti, il gruppo della Lega, unici nell'assalto dell'intesa. Durissimo il giudizio di Coldiretti, secondo cui il voto rappresenta una risposta politica alle follie della presidente Ursula e della sua stretta cerchia di tecnocrati, colpevoli di avere tentato di imporre l'accordo cancellando ruolo, dignità, potere dell'Europarlamento su decisioni che incidono direttamente su sicurezza alimentare, PAC, agricoltura. Ma poi l'articolo prosegue e tra poco proseguiremo anche noi a parlare di Mercosur, proprio tornando in Europarlamento. Ancora un minuto per raccontarvi della bellissima intervista a pagina 15 del giornale a Nino Spirli, l'ex governatore omosessuale. Fa a pezzi gli LGBT. Vadano a Teheran. E sulla slide zio Gaetano. Il politicamente corretto è la castrazione delle idee, dice oggi Nino Spirli a pagina 15 del giornale. Facciamo un'intervista a una sola condizione, che sia scorretta, anzi scorrettissima. Nino Spirli ha 64 anni, 64, calabrese e leghista. È stato anche per diversi mesi presidente facente funzioni della regione. Sì, ha un tumore al pancreas, ma non ha paura della morte, è dichiaratamente omosessuale, spesso fa scandalo per il suo modo di parlare schietto e tagliente. Come sta? Mi ha visto proprio ieri l'oncologo, ha detto che per ora non morirò almeno di cancro al pancreas. Questa intervista deve essere scorretta e inizi col dirmi cos'è il politicamente corretto. La castrazione. Io ho sempre detestato la castrazione. Per me ognuno dice, fa quello che vuole, che sente, che pensa, a prescindere dai divieti. Se li metti dei paletti, gli stai dicendo, amico mio, la tua esistenza sulla terra è inutile perché ti potrei sostituire con una scimmia ammaestrata. Guarda che è fortissimo Spirli, se ancora non lo seguite, cercatelo su Facebook. Oara Borselli lo intervista quest'oggi a pagina 15 del quotidiano Il Giornale. Se dovrai attraversare il deserto, non temere, io sarò con te. Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino. Io sono il tuo Dio, il Signore. Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato
prezioso ai miei occhi, vale più del più grande dei tesori. Io sarò con te dovunque andrai. Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori. Io sarò con te dovunque andrai. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori. Io sarò con te dovunque andrai. Io ti sarò accanto, sarò con te, e tutto il tuo viaggio sarò con te. Io ti sarò accanto, sarò con te, e tutto il tuo viaggio sarò con te. Lo so che molti miei colleghi sorridono quando dico che ogni giovedì alle 9 io trasmetto solo Christian Music. Già, questa è Il canto dell'amore di Fra Federico Russo. Attualmente è in missione presso il convento di Santa Croce in Fossabanda a Pisa, un francescano all'ordine dei frati minori, ma ormai notissimo cantautore, autore, chitarrista, appassionato di musica rock, fan degli U2. Questo è uno dei suoi pezzi più conosciuti, i cui proventi sono destinati alle missioni francescane nel mondo. 643.000 visualizzazioni per questo pezzo che i colleghi delle radio importanti non trasmettono. Il canto dell'amore, Fra Federico Russo. Qui Europarlamento. Ma è chiaro, noi facciamo controinformazione, noi facciamo la differenza, anche dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista politico come non mai, signori, perché parliamo di Mercosur con il capogruppo proprio della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia. Buongiorno. Buongiorno Sammy, a tutti gli amici che ci ascoltano da casa. Con una precisazione: se parliamo di radio importanti dobbiamo metterci dentro Radio Libertà, assolutamente. Ti ringrazio, le pezzi al culo ce le abbiamo, ma ce le togliamo solo per un attimo con questo complimento. Scherzi a parte, guarda che davvero facciamo la differenza. Oggi è quasi divertente girare sui quotidiani, ma anche su quelli di centrodestra, perché c'è una certa freddezza su quello che è successo riguardo il Mercosur. O c'è il Libero che addirittura non spiega, non racconta chi ha votato cosa, chi non ha votato, eccetera, e probabilmente si sono dimenticati. Il Giornale ne parla, ma mamma mia ragazzi, ancora un po' e ci avrebbe in mano la clava. Fatto sta, insomma, cos'è successo ieri? La Lega è stata l'unico partito di destra che ha detto effettivamente no
al Mercosur. Il gruppo dei patrioti è riuscito con una manciata di voti e vi vediamo le facce praticamente su 10, 8 mi sa che eravate voi, e siete riusciti a rinviare alla Corte di Giustizia l'accordo sul Mercosur. Cosa è successo? Cosa significa questo? Chi vince e chi perde? Borchia. Ma vince la Lega decisiva per far sì, decisiva perché c'è stato uno scarto di 10 soli voti per far sì che questo accordo venisse rimandato all'interpretazione della Corte di Giustizia europea. Adesso è dura fare le lezioncine di diritto comunitario in radio, ma questo significa che il Parlamento ha espresso la sua posizione. Ieri sera Ursula, il suo portavoce, ci hanno raccontato che adesso apriranno una fase di dialogo col Parlamento europeo, ma la mia risposta è stata adesso. Ma come? C'era tutto il tempo prima per dialogare, per raccogliere le preoccupazioni degli europarlamentari, che comunque sono quelli che interpretano, che rappresentano il territorio. Però anche questa volta le cose sono state fatte male, è stata costruita la casa dal tetto anziché dalle fondamenta. Per cui Ursula vuole dialogare adesso, ma soltanto dopo che ha ricevuto questo siluro, questo ennesimo no grazie, questo ennesimo ne abbiamo le tasche piene. E quindi ieri, parlando anche con colleghi di altri gruppi, effettivamente vi possiamo riportare da Strasburgo che inizia ad esserci una certa insofferenza nei confronti di Ursula. Ecco, l'accordo sul Mercosur, ricordiamolo magari per chi ha avuto meno modo di seguire, ma è un accordo la cui negoziazione inizia addirittura nel 1999, per cui un accordo molto complesso, ci sono voluti 25 anni, abbiamo alcuni settori dell'industria che non vedono l'ora che questo accordo entri in vigore, abbiamo altri settori, ad iniziare da quello dell'agricoltura. Io guardo anche un attimo a casa mia, cito il caso del Veneto, dove ho avuto modo di raccogliere ormai da mesi quelle che sono le preoccupazioni per quanto riguarda ad esempio il settore della carne bovina o il settore delle carni bianche, quindi il settore agricolo, per quelle che potrebbero essere le ripercussioni di questo accordo. Quello che ha fatto la Lega è stato un lavoro complicato, un lavoro di tessitura, però adesso è un messaggio chiaro che rimanda alla Corte di Giustizia una valutazione per capire se il negoziato è stato condotto in base a quello che ci chiede il diritto comunitario. Quindi questo quanto è successo in sintesi. Poi se mi dai qualche altro secondo, adesso bisognerà capire cosa farà Ursula, nel senso che teoricamente lei può anche fare una forzatura, può anche dire bene, andiamo avanti lo stesso, facciamo entrare in vigore provvisoriamente questo accordo, per quanto riguarda il Parlamento facciamo finta che non sia successo niente, però oggettivamente sarebbe un'altra mossa sbagliata, l'ennesima, che testimonia comunque una figura che è in grossa difficoltà. E quindi, signori, siamo riusciti, sta male dire il re è nudo, ma siamo riusciti insomma a far capire che quando si fanno continuamente tante sciocchezze, per non andare giù pesante, prima o poi i nodi vengono al pettine. Senti, un'ultima domanda, che cosa rispondiamo? Oggi Emanuele Orsini, leader di Confindustria, pagina 11 della Stampa, dice: chi blocca l'intesa del Mercosur fa il male dell'Italia, così rischiamo di bruciare 14 miliardi. Cosa potremmo rispondere a Orsini? Ma Emanuele Orsini è una persona che gode della mia massima stima, sia come imprenditore sia come rappresentante di un'importante associazione di categoria. Però io faccio questa riflessione: chi fa politica, chi viene eletto con le preferenze degli italiani, comunque deve avere la capacità, la visione, la lucidità per capire cosa sta andando a votare, perché oggettivamente nel momento in cui abbiamo un accordo che scontenta profondamente alcune categorie, non è che possiamo girarci dall'altra parte e strizzare l'occhio soltanto alle categorie che potrebbero trarre beneficio, chiuso il condizionale.
Io l'ho detto ieri anche alla stampa italiana che ho incontrato a margine del voto, quando parliamo di accordi commerciali, di questi accordi di libero scambio, dobbiamo essere molto realisti, perché noi non possiamo raccontare agli imprenditori che andremo ad accontentare tutte le categorie. Oggettivamente c'è sempre chi vince, c'è sempre chi perde, però scusatemi, ma io come forma mentis ho sempre preferito stare con i più deboli, e da questa mentalità deriva il voto della Lega. Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. Grazie Paolo, alla prossima. Grazie infinite, un saluto a tutti, buona giornata. Qui Europarlamento. E qui comunque sui quotidiani oggi non c'è traccia di nessuna intervista a Paolo Borchia, per dirti come c'è questa freddezza, ma almeno sul Manifesto potevano intervistarlo, dico io. Dai, scherzo, si può ridere un po' in rassegna stampa? Certo che si può, è quella di Sammy Varin. 9:13, corro sul quotidiano Il Tempo, che oggi titola La profezia di Benedetto. La fede rende la ragione libera. Stato e Chiesa insieme pur rimanendo distinti. L'Europa in crisi di identità. In un'omelia del 79 a Monaco, il futuro Papa Ratzinger anticipò temi cruciali della nostra epoca. La profezia di Benedetto di Joseph Ratzinger, oggi a pagina 5 del Tempo. RS Allah, miracolo islamico, da ospizio a moschea. È un attimo, signori. Martini a pagina 6, la polizia locale dissequestra quello che sarà il secondo centro di preghiera a Roma. I nodi dai fondi del Qatar ai legami con Annun. Fratelli d'Italia dice bisogna fare chiarezza. Entro immediatamente perché il titolo è troppo ghiotto sul quotidiano Il Tempo. A pagina 6, miracolo islamico a Roma. Via i sigilli alla nuova moschea, spacciata come una RSA. RS Allah. La polizia locale dissequestra quello che sarà il secondo centro islamico della città. Dai fondi del Qatar ai legami con Annun, Piatoni e Rocca, fare chiarezza. 10 giorni fa avevamo dato la notizia della ripartenza del cantiere di quella che dovrebbe diventare la seconda più grande moschea di Roma, capace di ospitare 1000 persone. I lavori riguardavano la parte del palazzo non sequestrato, ovvero i piani più alti degli immobili, in piazza delle Camelie a Centocelle. L'altro ieri però la polizia di Roma Capitale ha tolto i sigilli anche ai livelli più bassi, sequestrati il 31 luglio scorso. Una prima vittoria per l'imam Mohammed Ben Mohammed, che attualmente guida il centro islamico Al-Huda in via dei Frassini, nello stesso quartiere. Paginone quest'oggi sul miracolo islamico a Roma. Preparatevi voi romani, lo sentirete anche nel rasoio, il muezzin che grida Allah, Allah. È bello risvegliarsi così la mattina. Cambio, giro. Dove vai, Sammy Varin? Vado sul quotidiano La Repubblica, che ha titolo principale Groenlandia, la svolta di Trump, ma anche all'interno Strasburgo, blitz anti-Mercosur, la Lega vota contro gli alleati. Chiaro che da voi voglio un giudizio, ascoltatori, siete di destra, siete di sinistra, non me ne importa. 340670969. È stato giusto secondo voi frenare questo Mercosur? Aiutava soltanto Confindustria e la Germania? 340670969. Lo sapete, poi i vostri messaggi, quelli che non leggo adesso, li leggo tra le 11 e le 11:30 questa mattina. Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono espressi a favore del trattato Mercosur con il Sud America. Ursula valuta di andare avanti lo stesso. La parola passa al Consiglio. Un bel paginone su Repubblica che giustamente, come diceva Paolo Borchia, spiega come è possibile l'attuazione provvisoria del patto, quindi ce lo mettono ugualmente nel piatto
fatto il patto. Pagina 22 di Repubblica, Diego ritrovato a Milano. Pensavo di fare i soldi facili, ma la storia resta un giallo. Per 9 giorni questo ragazzino di 14 anni ha dormito all'addiaccio da solo. La madre, ho temuto il peggio, mi sento rinata. E siamo solo che felici che questo 14enne che aveva rubacchiato dei biscotti al supermercato, destando l'attenzione di una guardia giurata che però l'aveva perdonato e lasciato andare, poi la guardia ci ha pensato un attimo, ha detto ma forse è quel ragazzino sparito. Jessica si autoassolve, avevo detto di tenere le candele in basso, si ritorna a parlare della strage in Svizzera. E poi il maltempo, la furia del ciclone devasta le coste del sud e speriamo, amici che ci ascoltate dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria, che sia finita. Interessante, a pagina 29 di Repubblica, tassa sui pacchi cinesi aggirata dalle imprese, boomerang per l'Italia. Il governo ha anticipato l'entrata in vigore rispetto all'Europa, così i big del quella cosa lì, fast fashion, spediscono in altri aeroporti militari. Praticamente per non arrivare con l'aereo e pagare i 2 euro, fanno scalo da altre parti e poi i prodotti cinesi arrivano qui con il camion, che costa molto meno a conti fatti. Un camion costa tra i 2.500 e 3.000 euro a viaggio, ma la tassa potrebbe portare a 20.000 euro il prezzo di tutti questi pacchettini che ci stanno tranquillamente su un camion. Quindi niente aereo, arrivano su ruota e non pagano la tassa. Speriamo non ce la facciano pagare lo stesso, però a noi che ordiniamo solo cinese. Santa polenta, La Stampa, Groenlandia, giravolta Trump, ma ecco in prima pagina, lo sapete, il PD non voleva fermare Mercosur, senza Mercosur persi 14 miliardi. Come vi dicevo, l'intervista a Orsini di Confindustria, chi ha votato contro fa il male dell'Italia, Europa sgangherata. Resto sulla Stampa, all'interno vi dicevo Mercosur l'ha frenata e Emanuele Orsini, ma naturalmente poi si guardano i voti e quindi torna alla carica l'asse giallo-verde, lobby degli agricoltori contro il governo. Fitto, vicepresidente esecutivo della commissione, ora valuteremo come procedere. Se ne parla quest'oggi a pagina 10 del quotidiano La Stampa, oltre naturalmente all'intervista con il leader di Confindustria. Intervista a pagina 15 con Don Luigi Ciotti, questa politica non capisce i giovani. Basta repressione, serve il dialogo. Il fondatore di Libera dice: bisogna capire l'origine della rabbia. Anche noi protestavamo per difendere gli ideali. Giusto condannare la violenza sempre, ma si dovrebbe continuare a parlare anche in modo ostinato di prevenzione e inclusione. Intanto oggi alla Spezia, l'ultimo saluto ad Aba, la preside dice: dalla scuola nessuna omertà. Se lo dice la preside. Apro le linee, chi vuole parlare con me? Dai, sì, facciamolo. Chiamate 029294 7222 e io vi regalo Topo Gigio, a pagina 24 della Stampa, il pupazzo protagonista di un musical sulla storia della sua mamma, Maria Perego. Il regista dice: non è solo un fascino vintage, emana una tenerezza che commuove. Lo ricordate naturalmente anche con il famoso cantante a Sanremo, è stata una bella emozione. Negli anni 60 Topo Gigio divenne una star internazionale partecipando negli USA all'Ed Sullivan Show. Fatto sta che parte a Genova al Teatro Verdi, poi a Milano dal 6 al 15 al Teatro Lirico Giorgio Gaber e a Roma dal 25 al Brancaccio, questo musical su Topo Gigio, e noi naturalmente lo amiamo. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Sul cursore. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Viva Topo Gigio tutta la vita. Vero. Allora, qualche sassolino nello stagno. I 30 all'ora, tra le varie città che tu hai nominato stamattina, ho sentito male o hai nominato anche Ferrara? Lo so, però mi fai piangere però così.
Che cavolo sta facendo Fabio, che io adoro? È impazzito? Perché c'è tutti intorno comunisti, capito? Si gira di qua, di là, sono solo comunisti a Ferrara. E allora cosa dobbiamo? Girare anche noi con la bandiera rossa in spalla? Mi passi un fazzoletto, Simone, scusa. Vai. Allora, passiamo velocemente al discorso di Confindustria. Confindustria, che lavora, che ha praticamente le industrie di trasformazione, ha tutto da guadagnare dai prodotti che arrivano in Sud America. Prova a pensare a mele, pere e tutta la frutta che viene utilizzata per fare le confetture, per fare le marmellate o per fare i succhi di frutta. Questo cosa sta a significare? Che ce l'hanno con gli agricoltori italiani perché costano troppo. Però noi non dobbiamo cedere e su questo la Lega ha fatto benissimo, perché chi lavora è giusto che venga pagato per quello che lavora e noi italiani lavoriamo bene. Come cavolo facciamo a mangiarsi o a berci succhi di frutta con della frutta che viene coltivata con dei sistemi che in Europa non sono più consentiti dagli anni '80? Quindi abbiamo fatto secondo me benissimo e spero che la gente lo capisca, anche se sono il primo a dire, ma già altri prima di me l'hanno detto, che agli italiani non gliene frega sostanzialmente nulla. Sono pochi coloro che guardano alla qualità e non al prezzo. Per il momento mi fermo qua. Ciao Sammy, grazie. Grazie per avermi fatto piangere, ma d'altronde è così, raccontano i quotidiani. Stavamo parlando di Libero, stop a Bologna a 30 all'ora, ora tremano altre 27 città che hanno inserito i 30 all'ora. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao, buongiorno. Siamo in linea, ciao. Pronto, ciao, sono io? Eccoci, ciao, buongiorno. Ciao, Alberto. Volevo fare un intervento sul Mercosur. Non sono d'accordo in nulla con quello che ha detto nell'intervento di prima e col voto contrario al Mercosur. Ma spiego perché. Sì. Immagino che tutti facciamo la spesa. Io sono anni che compro l'olio di oliva 100% italiano. Sulla marmellata guardo da dove arriva, sulla frutta guardo da dove arriva. Se arriva dalla Francia la lascio lì, perché non mi è simpatica la Francia, come se arriva dalla Spagna. Credo che ci togliamo un'opportunità e si poteva dare tranquillamente la scelta alle persone, magari insistendo sul fatto made in Italy. E tu quando compri il riso, quando compri la pasta, immagino, sei di Varese come me, della provincia, diciamo, guardi da dove arriva il grano, guardi da dove arriva l'olio. Se uno costa 7, l'altro costerà 10, però diamo quella scelta lì. Poi torno alla provincia nostra. Siamo pieni di ristoranti cinesi, giapponesi, wen, kebabari, eccetera, eccetera. Sapete che arriva tutto dall'estero, tutto surgelato? Però mi sembra che siano pieni, per cui alla fine tutta questa sensibilità verso la merce che arriva dall'estero non c'è. Sarebbe bene dire, guarda che la roba che uso io arriva al 100% dall'Italia. Poi sei tu, utente finale, che decidi se comprare la roba a 10 o a 12, perché non è che la roba italiana costi 3 volte tanto, costerà quel pochino di più per la qualità in più che c'è. Tutto lì. Il mio intervento era semplicemente questo. Secondo me ride anche l'America, perché dice, questi si tagliano le palle da soli perché non possono più esportare, non importano da lì, però facci caso, un supermercato con un simbolo giallo, non faccio il nome, le noci che ha sono americane, le noccioline che ha sono americane, addirittura ci sono delle carni che arrivano dagli Stati Uniti, cioè queste ci stanno penetrando in... Grazie. Il concetto è chiaro. La verità è che non sempre guardiamo le etichette, ma soprattutto che quando abbiamo pochi soldi guardiamo il prezzo più basso senza guardare da dove arrivi il prodotto. Trump attack, scrive quest'oggi in prima pagina il quotidiano La Verità, ma subito all'interno la certezza della pena per i giudici. Far uscire prima di cella chi delinque. Si parla di una delle ragazze che ha partecipato al lancio della bici dai Murazzi e che ha reso paraplegico Mauro Glorioso. È stata scarcerata a metà della condanna e c'erano i paginoni negli scorsi giorni sui giornali di sinistra che io ho evitato di leggervi per non farvi stare male. Con i Maranza gli assistenti sociali sono inutili. Serve il potere della legalità, scrive oggi Maurizio Belpietro.
indietro. Invece di disarmare i baby assassini, la sinistra ci vuole parlare, ma una predica non ferma un omicidio, il contrasto al crimine sì. Interessantissimo paginone sul quotidiano La Verità. L'ANM agisce come un cattivo PM, fa il processo alle intenzioni. Si sostiene che la separazione delle carriere sia un primo passo per poi assoggettare la magistratura ai politici. Perché il centrodestra dovrebbe rimandare al futuro questo presunto disegno, visto che ha la maggioranza? 0292947222. Pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Buongiorno. Io mi collego a quell'articolo che mi sono collegata adesso, ho sentito giusto quello che diceva il Don Ciotti, uno dei classici preti all'avanguardia, bergogliani, di questi 12 anni di sfacelo della Chiesa Cattolica Romana, l'era Bergoglio. L'ha detto anche la canzone, io ho sentito anche una canzone prima, perché tu sei prezioso ai miei occhi. Quando in questa società il valore della vita è pari a 0, ok? Poi ci stupiamo che le persone vengono ammazzate con il coltello, vengono ammazzate le donne, vengono appunto tolta la vita a tante persone. Ci stupiamo perché succede questo, alziamo le pene, alziamo tutto, ma quando alla base di tutto, come diceva Benedetto XVI, il valore della vita non è più fondamentale, questo è, ci stupiamo perché succedono queste cose, abbiamo allontanato la Chiesa, i valori della Chiesa, della religione cristiana dalle nostre famiglie, dai nostri ragazzi, non li battezziamo e decidono loro cosa fare. Tutte queste puttanate, scusami Sammy, e poi ci stupiamo, abbiamo allontanato Cristo e Dio dalla nostra società e dalla nostra vita e questi sono i frutti che raccogliamo. Grazie cara, e ti taglio perché siamo in chiusura. Ogni giovedì alle 9, quella che hai sentito tu era una canzone di Christian Music. Abbiamo sentito il canto dell'amore di frate Federico Russo. Ogni giovedì alle 9 io mando un pezzo cristiano. Via libera sull'accordo UE Bosnia, non lo scrive nessuno, solo il quotidiano La Verità, l'accordo contro l'immigrazione irregolare. La Cisint, europarlamentare della Lega, dice vittoria netta dei patrioti, ora Frontex potrà fermare i clandestini. Si parla naturalmente di quelli che arrivano nel corridoio via terra. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Mi Quella. sente Sammy? Ciao. Sarò velocissimo. Allora, non sono Gino, quello del PD, per carità. Gino il pidino. Io sono Gino con il cuore rimasto in Friuli, con moglie friulana e figlio friulano. Tanto per distinguere, non sono quello. Nulla, volevo solo specificare a quel Gino comunista del PD, volevo specificare che la Lega non è stata mai violenta. Io non ho mai sentito qualcuno della Lega che picchiasse qualcun altro. Mai, non l'ho mai sentito. La Lega non è violenta. Ecco, solo questo. Grazie Sergio. Grazie caro, hai proprio ragione, noi le pigliamo sempre. Torno per un attimo sul quotidiano La Verità, pagina 15, Francesco Borgonovo è in onda la sua ultima puntata dicevo una canzone, ma quasi fosse una canzone, una trasmissione, La Cittadella, la nuova trasmissione di Borgonovo and Company, in onda ogni martedì e giovedì alle 13, ma poi ci sono varie repliche durante il giorno. Bene, Borgonovo scrive oggi sulla Verità, è sempre la solita Unione Europea, una vagonata di soldi per combattere quasi tutti i razzismi. L'Europa lancia l'ennesima stretta alle libertà spacciata per lotta alle discriminazioni, ma si scorda dei bianchi e dei cristiani vessati. Perseguendo l'incitamento all'odio si mira al controllo delle opinioni sgradite. Si vuole persino estirpare il pregiudizio dagli algoritmi. Attenzione, guarda qua, in taglio alto, un'altra notizia interessantissima, asse Wikipedia intelligenza artificiale.
così la rete va sempre più a sinistra. Praticamente Wikipedia, che almeno tutti abbiamo letto almeno una volta, enciclopedia online, noto feudo progressista, cioè di sinistra, fornirà i contenuti ai colossi dell'intelligenza artificiale. Quindi parleremo con un'intelligenza artificiale comunista? Punto di domanda? C'è ancora qualcuno in linea? Vi ho fatto cadere tutti, lo sapevo io. Bene, allora sapete che faccio? Me ne vado rilanciando quello che è il nostro mantra, signori. Minimo, la canzoncina veloce veloce, che è più una meditazione, ma il succo quotidiano della mia rassegna stampa, il pezzo di Tricarico intitolato Lettera di un padre, e Sammy Varin ritorna più tardi alle 11 di nuovo qui. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano, e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armate di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora.